Continuano le nostre passeggiate, anche se faticose, sulle spiagge della Sicilia. Oggi ci troviamo in quel di Capaci e noi saremo capaci di portare in porto quest'altra puntata della nostra trasmissione teleradiofonica. Ci proviamo? A Mare Semo, Prima Radio! A destra dicono che sei di Berlusconi, se ti butti a sinistra dicono che siamo di Letta, noi ne buttiamo né a destra e manca a sinistra e andiamo sempre dritto, andiamo sempre avanti e troveremo il mare. No, se andiamo sempre avanti troviamo il pattino qua, la postazione dei bagnini, quindi conviene buttarci da qualche altro lato. E mi ricordo quella mia amica che disse: non voglio farmi il bagno, ma voglio farmi qualcosa di più piccolo. E si fece un bagnino. Ma perché anticipa le battute? No, io ci sono andato. Ma perché rovina le Ci sono andato a dire. Non ho capito. Non funziona. Non funziona. Te lo giuro, non lo sapevo. Ti faccio licenziamento in tronco. Tu sei un rompivega. È un rompivega. Ecco. Io lavoro nell'ambito dei call center, quindi io parlo uno di quelli che chiamano quello che rompe. Quello che rompe. Io non chiamo, io ricevo. Vai per sentire. Io sono un ex giocatore, scusi. Sono un ex giocatore, giocavo nella squadra dei Pagliarelli e giocavo senza scarpe. Il motivo? Per sentirmi a piede libero! La risata spontanea. Ha risato lui. Sorrida? Ma invece passiamo alla cultura. Signora si chiama Laura. Allora, signori, uno scoppante. Una delle pochissime persone che non ha il telefonino in mano, bensì un libro! Un libro! Oggi non è facile trovare una persona... Quella cose che papole Con le pampine. Il libro ha per titolo Molto amore per nulla. no così lo detto, molto amore per nulla. Qual è il senso di questa frase che non la capisco? Molto amore, cioè, ne vale la pena, com'era? Credo che sia una parodia di Shakespeare, Molto rumore per nulla. Ok, ci può dare un sunto di quello che ha letto? Sono i primi capitoli. Proprio i primi capitoli. Ma si vede già dal segnalibro. Sì, ma significa che dai primi capitoli non si capisce niente? Ok, no, perché se no andiamo direttamente a leggere. Il Presidente della Regione ha detto qua Che cosa? brutte cose. In che Un senso? gelido silenzio. Perché il silenzio è d'oro. Siete marito e moglie? Sì. Quando ho capito siete marito e moglie, Sposati da quanto tempo? 6 anni. Lei da 6 anni, lei da quanto tempo è sposato? Pure lei da 6 anni. È domiciliare. È sposato. E quindi ora vengo da lei per Abbiamo una concorrenza. Allora, vuol dedicare Come si una chiama, bella signora? canzone a sua moglie. Come si chiama? Sua moglie. La moglie si chiama Laura. Mia bimba dorata, la serenata la canta. È una canzone che odio, non so La signora emozionata. La signora Molto amore emozionata. per nulla. Poi Io ho altre canzoni giustamente dedicato, tipo quella di Fiorello, Finalmente tu. Qual è? Finalmente tu. Finalmente. Tiratardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Dice Laura. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio. Viene poi tagliamo. Va bene.
gli occhi tuoi. A sogno io macino chilometri e poi sorpasso gli ostacoli solo per me. Con la caccia, la 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 la, bum bum, la 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 la, Che fa il ballerino? ballerino Celentano. Celentano numero uno. Numero one Celentano. Celentano dopo di me però. Che ti mordengo qui, assai facile hanno che ti fulmina qui. L'effetto del sole siciliano. E perciò canto così, oh 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 oh, il tuo bacio è come Capaci, storia, cultura, archeologia, monumenti, tradizione, folklore, per questo e altro ancora. Capaci ti accoglie. Visita la città e poi ti affacci improvvisamente sul mare aperto. Lì ti aspetta una spiaggia abbastanza lunga di sabbia bianca finissima, bagnata da un bel mare turchese e cristallino. Capaci, passato e presente, da vivere. Marina, 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 mi voglio più presto sposare. Sogno Marina, non mi lasciare, la mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Allora, effettivamente l'amore suo, io invece un grande amico, Alessio, ciao, Alessio Puleo, un bacio. Ciao amore, ciao! Amore, Io me la ciao. spasso qua in spiaggia Con Dario. con Dario e gli amici ancora. Con Dario e in combo. Che bella cosa, Accompagniamolo con il fatto delle mani, dai. una attenzione, fare già una bella dai. Quando ci faccio questa intervista sul ragazzino, ti vuoi per tua cortesia, voglio fare un'intervista, non mi tagliare con quest'occhio, e qua non fai paura a nessuno tu, non fai paura a nessuno. È stato un piacere, lei è una bellissima persona, minchia quant'è. Ciao! Ciao! Fretta ma dove corri, dove vai? Se ti fermi per tempo capirai. Lui è il gatto ed io una volpe, stiamo in società. Di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare. Mamma siamo troppo male, siamo male, siamo male, siamo tutti amare, siamo male, siamo tutti amare, siamo male. Siamo amari, siamo tutti amari, 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 siamo amari. Siamo amari, siamo tutti amari, siamo amari, siamo tutti amari, siamo amari, siamo tutti amari. Però, siamo tutti a mare, ma c'è chi viene a mare per farsi il bagno, c'è chi viene a mare per rilassarsi,
c'è chi viene a mare per fare la sonata, ma c'è chi viene a mare per lavorare. Certo, è È differente. Ma questo lavoro fra l'altro è 3-4 mesi l'anno, Sì, vero? sì, Tu sei il lavoro. responsabile del lido. Sì. Come si chiama il tuo lido? Pantarrei si chiama. Tutto scorre. Pantarrei. Ciurma d'arte, questa è una ciurma d'arte. Scusami l'ignoranza. Sì, che altrettanto ignorante io. Dico, la mia ignoranza non supera quella tua, però. Vabbè, siamo in ottima compagnia. Esatto. Pantarrei non c'entra niente con Pantacolla, ok? Solo per No, dice non c'entra niente con i i colla. Libera interpretazione. Lui c'ha il cervello un pochettino. Sempre là, al pantacolla. Chiedigli quante lingue conosci, chiedigli quante lingue conosci, Quante- chiedigli quante lingue conosci. Lo so. Comunque vi ringrazio a nome di tutta la ciurma e di tutte le persone che lavorano qua, innanzitutto. Grazie a voi per l'accoglienza, che c'avevi a dire? Chiedigli quante lingue conosci. Daniela, Quante lingue? quante lingue di persone conosci? Non di persone. Quante lingue conosci? Perché giustamente è qua per affrontare la Lingue poliglotto no? Sì. Sei poliglotto o no? Ma diciamo che un livello base di conoscenza di 3 lingue ce l'ho, un inglese, un francese e uno spagnolo. Vi va bene? Se no parlavamo noi in altre lingue. Queste due cose. Perché siccome lui parla il giapponese, Sì, se parlavi... quello mi sfugge. Però non possiamo. Non possiamo. Non possiamo dialogare Non puoi dialogare con lui perché lui parla il giapponese. Di un altro livello. Ora vai, lui di un altro livello che rompeva con questo livello. Va bene, Danielu, ti ringraziamo, è stato ringrazio. gentilissimo. Ma di che? Il panino era ottimo. Di lusso. Soprattutto, Scusa, quale panino? Quello che si è mangiato. quello ho mangiato ieri. Tu? Ieri ho mangiato un panino venuto prima che- con la lattuga e sono venuto prima. Beh, io prima di fare venire voi, siccome già ho dei precedenti, È venuto a tastare. prima vengo il panino con la lattuga impanata. Di lusso. Di lusso, guarda, c'era da lattuga, C'ho l'acquolina da lattuga che parlava, sogna lattuga. Lattuga dannata sempre. Grazie Daniele, buon lavoro. Grazie, grazie. Buon lavoro, foto di gruppo con i Pantarei. Come ti chiami? Scusa se posso sapere. Giuseppe, io Dario Peca sono. Una signora che si stava negando. Si stava Annegando. Ah, non so nuotare, non so nuotare. Avevo capito negando. Stava negando. Nel senso che Ma guarda c'era voi? No, c'ero io. per coscienza non c'era quello. Questa signora che faceva in acqua un bordello tanto, non so nuotare, a gettare voce, non so nuotare, aiuto, non so nuotare. E io ci disse, ma io nemmeno so nuotare, ma non è che faccio tutto questo bordello. Comunque, parte Giuseppe, non so se è vero, è leggenda popolare, si butta in acqua e va a salvare questa signora. La porta sul bagnasciuga, comincia a premere il petto e comincia la pancia. Cosa si preme, Giuseppe? Come? Cos'è che si preme per fare Lo sterno. Comincia l'acqua a fuoriuscire dalla bocca della signora. 5 minuti, 10 minuti, 4 minuti, ma sempre acqua usciva dalla bocca. Giuseppe, com'è sto? Passa, come si chiama lui? Signor Michele. Passa Michele, persona di più esperienza, dice Giuseppe, ma se non ci leva il culo dell'acqua, sempre acqua e te la buca. Per quest'anno Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. E come l'anno scorso al mare col partino vedremo gli ombrelloni lontano, nessuno ci vedrà. E per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Grazie Michele. complimenti! Siamo a mare, siamo tutto a mare, siamo a mare, siamo tutto a mare, siamo a mare, siamo tutto a mare.
Capaci, storia, cultura, archeologia, monumenti, tradizione, folklore, per questo e altro ancora, Capaci ti accoglie. Visita la città e poi ti affacci improvvisamente sul mare aperto. Lì ti aspetta una spiaggia abbastanza lunga di sabbia bianca finissima, bagnata da un bel mare turchese e cristallino. Capaci, passato e presente, da vivere.